Allora, buongiorno a tutti. Allora, il comune di Curtarolo, in provincia di Padova, che è anche la mia provincia, promuoverà un ciclo di incontri formativi sull'affettività e sulla famiglia. Questa proposta è un passaggio importante per ribadire la centralità della famiglia quale nucleo fondamentale della nostra società. Per questo motivo esprimo un ringraziamento particolare al sindaco qui presente di Curtarolo, Martina Rocchio, e Tania Pegoraro, quale assessore per la promozione di questa iniziativa. Mi piace ricordare che l'amore è il primo atto per creare una famiglia. La famiglia è il nucleo primordiale di una comunità che all'interno ha le proprie regole, a partire dal rispetto dei ruoli genitori e figli, oltre ai dettami della tolleranza, della responsabilità e dell'educazione. Tante famiglie compongono una comunità e, come nel caso di oggi, quella di Curtarolo, che ha scelto la Casa di Veneti, quindi Palazzo Ferrofini, che è la sede del nostro Consiglio regionale, per presentare un ciclo di incontri legato alla famiglia e al vivere comune in armonia con l'altro. Si tratta di una serie di convegni formativi legati alle famiglie, ai ragazzi e adolescenti e agli adulti per affrontare le spinose tematiche legate al quotidiano e al vivere civile. Un progetto importante per il comune di Curtarolo e aperto comunque ad altre realtà presenti nel territorio padovano, in cui affrontare temi importanti di grande sensibilità, come la genitorialità 2.0, con 5 incontri formativi per adulti e famiglie, e l'adolescenza ferita a ritrovarsi, con altrettanti 5 importanti incontri riservati principalmente ai ragazzi. Un grazie quindi per la collaborazione degli esperti e professionisti del settore per questa iniziativa, che offrirà anche importanti spunti di riflessione su centrali tematiche per la nostra società. E invito quindi in questo momento il sindaco di Curtarolo, Martina Rocchio, e l'assessore Tania Pegoraro a venire qui a presentare insomma, la loro importante iniziativa. Grazie. Bene, allora io ringrazio, intanto saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando e ringrazio il consigliere Giulio Centenaro per questa opportunità e per aver creduto in questo progetto chiaramente portato avanti dall'amministrazione del comune di Curtarolo. Lo ringrazio perché credo sia importante, proprio perché parlavamo della Casa dei Veneti, riuscire a dare risalto ad un progetto al quale teniamo particolarmente. Noi siamo partiti appunto come amministrazione l'anno scorso con un ciclo di eventi dedicato ai genitori e ai figli, che ha dato come risposta in termini di presenze una risposta appunto molto importante. E quindi sulla base di questi dati e soprattutto sui fenomeni e sulle problematiche attuali che abbiamo sentito e molte volte sono appunto sottolineati proprio dalla cronaca nera, ci siamo detti che effettivamente questo era il percorso giusto da affrontare, ma soprattutto da poter proseguire. Quindi quest'anno abbiamo raddoppiato gli eventi appunto formativi, sono infatti 10 serate, nelle quali crediamo molto. Come diceva il consigliere, le prime 5 sono dedicate ai genitori, perché sappiamo tutti che il ruolo più difficile è sicuramente quello del genitore. Genitori che sono chiaramente tutti diversi, ma sappiamo essere accomunati dalla volontà di cercare di risolvere le problematiche e di crescere quindi bambini, quindi uomini e donne del futuro nel migliore dei modi, soprattutto sulla base di tutto quello che ci circonda, e diciamo sempre che è una società abbastanza difficile, ma perché ci sono sicuramente molti stimoli. Quindi l'obiettivo nostro, legato proprio a questo ciclo di incontri, è quello di poter offrire degli strumenti e quindi anche un modo di confrontarsi tra genitori ed esperti che possa poi essere, come dire, utilizzato nella vita quotidiana per affrontare quelle che sono, diciamo, le problematiche di tutti i giorni, ma anche per essere tante volte, come dire, delle spie su quelle che possono essere delle problematiche, quindi accendere una luce su alcune difficoltà. Infatti noi siamo partiti, il primo di questi diciamo percorsi partirà proprio il 25 febbraio e partiamo con un tema sicuramente molto delicato, importante, che è la gravidanza e il postpartum. E quello che può essere poi anche il postpartum e quindi anche con effetti depressivi e quant'altro. Ma siamo partiti da questo analizzando il fenomeno gravidanza perché
diciamo che per la maggior parte delle donne è sicuramente un momento meraviglioso, ma non per tutte lo è. E la spia, come dicevo prima, ci è partita dal caso chiaramente noto, insomma, a tutti per la cronaca, dell'anno scorso della ragazza di Piove di Sacco che purtroppo ha fatto, diciamo, un gesto estremo con la propria neonata. Da lì ci siamo chiaramente posti come amministrazione delle domande per capire che molte volte alcune difficoltà non vengono colte subito. Per cui, ecco, diciamo che riuscire a portare esempi concreti proprio tramite dei professionisti, perché qui abbiamo tutti psicologi, psicoterapeuti e abbiamo anche un sacerdote che parlerà in maniera, diciamo, estremamente laica, ma su temi come quelli della crisi di coppia. La seconda invece parte, perché questa è dedicata ai genitori, la seconda parte invece è legata agli adolescenti, ai nostri ragazzi, alle ragazze. Abbiamo toccato temi anche questi delicati, ma che io credo possano veramente offrire, ecco, uno spunto per poter anche riflettere, no? E portare a casa un qualcosa per riuscire anche a gestire questa cosa. Parliamo infatti di disturbi alimentari, parliamo del bullismo, del cyberbullismo, parliamo anche di tutto quello che è legato all'affettività e alla sessualità, che è un tema sempre più, come dire, tenuto in considerazione anche dopo gli eventi che abbiamo visto forti per quello che riguarda la violenza di genere. Quindi credo che parlare di questi temi sia importante anche una grande partecipazione. L'anno scorso, come dicevo, con quel ciclo di eventi abbiamo avuto tantissime famiglie che hanno potuto, come dire, cogliere degli spunti e portarli a casa e quindi riuscire anche a realizzarli nel quotidiano. Quindi l'obiettivo di quest'anno è stato quello di raddoppiare questi eventi, ma soprattutto io spero davvero che come regalo per ciascuna famiglia, per ciascuno di noi, sia proprio quello di riuscire ad andare a casa con un qualcosa in più da poter poi concretizzare, insomma, nella vita quotidiana. Sono qui oggi con l'assessore appunto Tania Pegoraro, che insieme a me ha seguito questo percorso, e quindi nel dettaglio magari sarà lei a dirvi anche come abbiamo scelto e perché questi professionisti. Buongiorno a tutti, come anticipato dal Sindaco, le tematiche che andremo ad affrontare in questi incontri di questo percorso formativo non sono sempre tematiche comode, e la scelta dei titoli che abbiamo dato a questo percorso non è casuale. Il titolo Genitorialità 2.0 vuole rilanciare proprio l'idea di un'evoluzione positiva nel modo di essere genitori oggi. Infatti il ruolo del genitore oggi non deve essere un ruolo statico, bensì il genitore si deve adattare a quelli che sono i cambiamenti della società, della comunicazione e anche delle esigenze dei propri figli. La stessa espressione 2.0 rilancia appunto ad un concetto di innovazione e di miglioramento. Con questi incontri noi non intendiamo mettere in discussione quelli che sono i principi fondamentali della famiglia, ma intendiamo dare degli strumenti nuovi per affrontare con consapevolezza quelle che sono le dinamiche della società attuale, le criticità educative della società attuale. Il titolo Genitorialità 2.0 invita ad una riflessione costruttiva. Infatti essere genitori oggi implica il cambiamento dell'approccio, implica imparare, ascoltare, crescere assieme ai propri figli con un atteggiamento aperto e positivo. Allo stesso modo anche il titolo Adolescenza ferita, ritrovarsi vuole dare un messaggio di grande valore, perché se da una parte riconosciamo le difficoltà che i nostri adolescenti, i nostri ragazzi si trovano ad affrontare, dall'altra però non ci si deve soffermare sulla sofferenza. Infatti la parola ferita indica appunto che determinate esperienze possono sicuramente lasciare un segno, ma la parola ritrovarsi ci dà la speranza per una ricrescita, per il ritrovamento del proprio equilibrio. Il messaggio positivo quindi che noi vogliamo dare ai nostri ragazzi è che anche nella difficoltà c'è sempre modo di dare supporto, ci sono spazi di ascolto per loro, il dolore può essere affrontato e possono ritrovare quello che è il loro equilibrio. Le tematiche che andremo ad affrontare saranno prese in considerazione da diversi esperti.
Gli incontri non vogliono offrire delle ricette preconfezionate, ma degli strumenti pratici di condivisione e anche di, in un certo senso, risoluzione delle problematiche. Non saranno tutti interventi singoli dei professionisti, ma alcuni saranno anche dei workshop molto interattivi con il pubblico. Quindi io rinnovo il mio invito a tutti, alle famiglie, agli adulti, ai ragazzi, a partecipare a questi incontri formativi, perché credo che soltanto assieme e in questo modo possiamo contribuire a costruire un futuro migliore. Grazie. Sì. Beh, intanto complimenti per l'iniziativa, perché merita sicuramente un plauso. Poi vi ringrazio di aver scelto anche, mi hai contattato per aver scelto, per promuovere questa iniziativa alla sede del Consiglio regionale qui a Venezia, e quindi anche di prestigio. Spero insomma che porti anche fortuna, insomma, però è un argomento importante, delicato, che merita di essere approfondito, insomma, parlo anche da genitore, come lo sei anche tu. Ecco, quindi spero anche che possa essere preso da esempio anche per altri comuni, no, che magari vedono questo tipo di iniziativa, che magari prendano lo spunto anche loro per fare iniziative simili. Poi è esteso a tutti chiaramente i territori vicini. Certo, sì, come è stato detto prima, insomma, che possono partecipare anche cittadini al di là di quelli che sono i confini comunali. Quindi grazie dell'iniziativa e magari ci vediamo per una prossima intervento. Okay. Grazie.